Mi è stato chiesto di partecipare a questa bella giornata, a questa festa e parlare di Domus de Luna. Confesso che inizialmente sono rimasto un po' sorpreso. Domus de Luna è, nonostante il mio accento e le mie origini, è molto sarda, è molto Quartucciu, è molto Quartu Sant'Elena, Ozieri, Porto Torres, i posti dove noi andiamo in giro con i nostri bambini, i ragazzi, le mamme che curiamo con la fondazione. Poi in realtà, pensandoci bene, questa persona oggi la ringrazio perché Europa è, lo sentivamo prima, solidarietà, comunità, sono valori comuni che legano, fratellanza, e allora forse Domus de Luna non è così lontana dall'Europa. L'Europa è anche, almeno per me, molto il futuro, quello che sarà, ed occupandoci noi di bambini, di ragazzi, probabilmente ci occupiamo anche un po' di Europa. E quindi vi parlo di Domus de Luna più serenamente dopo aver fatto questi pensieri e vi racconto, se poi ci sono delle foto, magari potete anche vedere qualcosa di quello che nel frattempo io chiacchiero. Domus de Luna è nata per assistere innanzitutto bambini piccoli che sono allontanati dalla famiglia, che hanno problemi molto gravi, storie molto difficili. È nata appunto a Quartucciu, dove esiste una casa, una bellissima casa che si chiama Casa delle Stelle, una comunità dove accogliamo e curiamo questi piccolini. Dico piccolini perché sono tutti ragazzi che hanno sotto i 12 anni. L'idea era di cercare di fare qualcosa nel concreto, anche nelle parole di Schumann di prima, poi ci siamo ritrovati, azioni concrete. E quindi al di là dei tanti buoni propositi, realizzare nel concreto uno strumento, un posto, un luogo, un insieme di persone dove si potesse cercare quantomeno di fare la differenza, e la Casa delle Stelle è stata la nostra prima realizzazione. La Casa delle Stelle poi ci ha però spinto a ragionare e a capire che questi bambini crescono e ce ne sono tanti che sono già cresciuti e che magari hanno bisogno di qualcosa di simile. È nata un'altra casa, che si chiama Casa Cometa, dove ospitiamo i ragazzi più grandi e curiamo anche loro. Nel frattempo siamo andati in giro, perché poi è vero che ci sono i ragazzi che ospitiamo e che curiamo oggi, tra mamme, bambini e ragazzi. Nelle case di Domus de Luna ci sono circa 30 persone tutte le notti, tutti i giorni con noi, con i nostri educatori, con gli psicologi, con tutte le equip che li seguono. Però ci sono tante cose importanti da fare fuori dalle case, e quindi abbiamo iniziato a girare le strade, le piazze, le scuole innanzitutto, magari le scuole dove c'era particolare bisogno, il carcere minorile, i campi rom dove ci sono tanti ragazzini che spesso vengono dimenticati. Insomma, siamo andati in giro, abbiamo aperto questa seconda casa e a quel punto, anziché fermarci, ci siamo ritrovati con un altro interrogativo: ma tutte queste mamme che hanno gli stessi problemi dei bambini, dei ragazzi, che facciamo? Teniamo i bambini e i ragazzi e non le mamme? È nata Casa del Sole, che probabilmente sta girando tra le foto. È una casa dove oltre ai bambini ospitiamo anche le mamme, perché succede sempre più spesso che vittime degli stessi maltrattamenti, degli stessi abusi, degli stessi problemi non sono solo i minori, ma sono anche le madri insieme a loro. E quindi oggi ci ritroviamo qui a raccontarvi di 4 case alla fine, purtroppo sempre piene, di tante iniziative nelle scuole, di tante iniziative anche in questi posti che prima citavo, il carcere minorile, il campo rom, di una bella iniziativa che sta nascendo, che si chiama Exme, che è un mercato civico che stiamo ristrutturando, dove fare un centro giovani nella Vede Ottavio qui, che ci ha aiutato tantissimo l'anno scorso a fare una festa in questo posto che è Santa Teresa di Pirri, in un posto dove è bene andare, è bene stare, è bene cercare di portare vita, magari attraverso la musica, attraverso forme diverse di aggregazione sociale, che non siano quelle classiche solo del ping pong, del calcio balilla, che vanno benissimo, però magari non sono sufficienti. Finisco con la locanda dei buoni e cattivi, che è quella che citava Rossella, perché c'è un dopo con le mamme, con i ragazzi che crescono, e il dopo è il reinserirsi in società, e questo reinserimento passa spesso per
cose molto semplici che interessano tutti noi, tutti voi, il lavoro innanzitutto. E quindi Locanda dei Buoni e Cattivi è un posto che è in via Vittorio Veneto, è qua a Cagliari, si mangia abbastanza bene, mi dicono. Sì, no, Sì? meschino. Eccolo qua. E questo è il nostro modo di fare Europa. Grazie.